Bebo Piras, complimenti, una bellissima vittoria in casa del Castiadas, sebbene sofferta ma ci sta perché il Castiadas aveva lo stesso vostro obiettivo di vincere questa gara, di cercare di entrare nei playoff, di fatto guardando anche gli altri risultati siete voi terzi, quindi raccogliete il massimo da questa giornata. Sì, dici bene, oggi effettivamente abbiamo sfruttato al massimo il potenziale di questi 3 punti, visti gli altri risultati. Castiadas si giocava tanto come noi, siamo stati fortunati, sono onesto, perché comunque sicuramente un pareggio poteva essere il risultato più corretto. Secondo tempo, dopo il primo gol che abbiamo trovato tra l'altro nel momento migliore loro, quindi ci è andata bene anche da quel punto di vista, potevamo fare il secondo Bravo, e magari certo. la partita si poteva prendere un'altra piega, però comunque i ragazzi sono stati bravi a dare battaglia fino alla fine e a portarsi a casa questi 3 punti. Quella palla che rimaneva nella linea non riusciva Mauro a spingerla Esatto, dentro. esatto, sono quei momenti che possono poi cambiare le gare. Bene così, dai. Nel primo tempo ovviamente grandi interventi di Fabio Toro, però è un elemento della squadra, al di là che poi quando si esalta il portiere sembra che i compagni non esistano, però il portiere c'è, ha tenuto in piedi rispondendo alla grande sui tentativi specie di Caboni, e poi hai ricordato tu nella ripresa quel gol da 3 punti. Sì, per quanto riguarda i portieri siamo veramente dentro una botte di ferro, perché sia con Fabio Toro che con Valentin Puliga, veramente 2 portieri validi, sia giochi uno o l'altro, sono impeccabili, danno sicurezza alla squadra, quindi siamo fortunati da questo punto di vista. Bebo, siete entrati bene in questo fine di stagione perché avete battuto la Tarros, vincete qui e poi il calendario vi propone il Sant'Elena che diventa al momento uno scontro per il terzo posto. Sì, allora, in realtà sono tutti scontri uno dietro Certo. l'altro per queste zone playoff. Col Sant'Elena sarà una partita dello stesso livello, difficilissima, con una squadra secondo me tra le più forti del campionato, quindi sarà un'altra battaglia. Siccome in precedenza avevate battuto anche la Nusep, uno si chiede perché quei punti persi con l'Orolese, col Villa Massargia? In realtà non so quanto siano più facili quelle altre partite con le squadre Certo. che si devono salvare, comunque devono fare i punti, non c'è nulla di scontato, insomma, poi è un campionato che si dimostra veramente competitivo, risultati appunto scontati non ce ne sono, quindi a volte capita così il calcio, quello che ti sembra più facile non è, e niente. Ecco, siete stati ad un momento in cui sembrate fuori dai giochi, però mancavano tante partite, non si molla mai. Anche adesso magari sembra che la Nusei possa essere nuovamente irraggiungibile dopo la sconfitta col Tortolì, però questo è un campionato bello perché non c'è niente di scontato e vi alternate in avanti. Sì, non c'è nulla di scontato, ma io da quando sono arrivato gli ho chiesto sia ai ragazzi ma all'ambiente in generale di concentrarci veramente partita per partita, perché fare conteggi sulla classifica serve a poco, perché poi rischi anche di entrare in frustrazione se non ti vedi, se ti si allontana l'obiettivo, quindi ci stiamo riuscendo a ragionare su quello, dobbiamo andare avanti così fino alla fine. Una bella vittoria anche perché comunque qualche elemento importante vi mancava, a memoria mi viene in mente Emanuele Pira che state recuperando, mancava a 6, poi non so, dimmi tu se mancava Sì, qualcuno. manca Pilleri che comunque è un Sì. fuori quota di assoluto livello, qualche pedina, qualche assenza già da un po' come Piras, sicuramente la stiamo un po' pagando. La verità è che comunque chi gioca si dimostra all'altezza, è un gruppo livellato verso l'alto, molto competitivo, quindi da questo punto di vista sono soddisfatto. Poi c'è quel fuori quota ragazzo che risponde sempre presente. Sempre presente, timbra il cartellino, è impeccabile Mauro. Grazie Bebo, tanti Grazie a complimenti, voi. in bocca al lupo per il finale. Grazie.